Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. La morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, cordoglio in tutto il paese, le parole di Salvini, di Zaia, di tutti i vertici del Carroccio. Vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti questa mattina sui giornali. La malattia, il ritiro a Gemonio dopo la notte delle scope, gli ultimi anni amari di Bossi, dolori diffusi, poi il tracollo in 24 ore. La notizia è arrivata ieri sera e abbiamo dovuto anche cambiare la scaletta di Focus perché dovevamo partire dal referendum e ovviamente abbiamo subito iniziato con la scomparsa di un grande condottiero, così anche era stato chiamato. Tanti ricordi anche in Veneto. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin, che è in compagnia della professoressa Manuela Dal Lago, che è stata sempre vicinissima a Umberto Bossi, è stata per 2 volte presidente della provincia di Treviso, parlamentare della Lega. A te Mirko. È già vecchio, infatti. Mirko, sei in diretta? Siamo in onda? No? C'è ancora il contributo. Che succede? Mirko, sei in diretta? Buongiorno da Vicenza. Buongiorno da Vicenza, sono con Simone Squarcina a casa di Manuela Dal Lago, già esponente storica della Lega Nord. Lei poco fa ha sentito la voce di Umberto Bossi in questa vecchia registrazione, si è un po' commossa. Devo dire di sì, perché Bossi fa parte, una lunga parte della mia vita, fa parte di tanti sogni che poi non si sono avverati, ma sogni che lui ha dato a me, ha dato ai Veneti, ha dato agli Lombardi, ha dato a tanta gente. Quale fu il vostro primo incontro? Come vi siete incontrati, conosciuti? Io ero da poco entrata in Lega, consigliere comunale, e decisero di candidarmi a presidente della provincia e così me lo fecero incontrare. La prima volta rimasi... faceva finta di essere un uomo duro, ma Bossi era in realtà un uomo dolcissimo, spiritoso e molto buono. E da lì nacque in quel primo incontro un grande rispetto. Un rispetto che vi ha portato a far crescere la Lega per la Lombardia, poi per il Veneto, insomma le fasi del governo, le salite, le discese anche elettorali che ci sono state già negli anni 90. Beh, io il merito è tutto di Umberto, non è certo mio. Io quello che ho fatto ho sempre cercato di dare una mano. L'ho fatto in Friuli Venezia Giulia quando Umberto me lo chiese, facendo per un anno la commissaria del Friuli Venezia Giulia. L'ho fatto cercando di fare del mio meglio per la mia gente nel Vicentino quando ero presidente della provincia. Ho cercato di farlo in Parlamento perché era giusto e perché si lavorava per raggiungere un sogno, quello dell'autonomia e della libertà, come la chiamava lui. Che cosa resta di quella Lega, quella fondata da Bossi oggi nel 2026? O che cosa manca di quella Lega? La metta come preferisce? Beh, io direi che manca tutto. Manca spesso la sincerità, l'onestà dei valori, la voglia di fare per il popolo prima che per se stessi. Mancano le cose fondamentali che sono, dal mio punto di vista, i motivi per cui lasciai la Lega tanti anni fa. E devo anche dirle una cosa, l'unica persona che avvisai che non avrei rinnovato la tessera Lega fu proprio Umberto. Gli telefonai, parlammo a lungo, lui cercò anche di convincermi e dirmi Manuela tieni duro, e io gli dissi no Umberto, non ce la faccio. E ci lasciamo da amici e ci sentimmo ancora. L'ultima volta che l'ha sentito? Tanti anni fa, direi 7-8 anni fa.
Lei insieme a Roberto Maroni e a Roberto Calderoli costituì quel triumvirato quando Bossi fu travolto da quelle inchieste giudiziarie, appunto, che lo portarono poi alle dimissioni. Cosa ricorda di quel periodo, di quel triumvirato alla guida del Carroccio? Beh, io intanto vorrei ricordare una cosa. Certo c'era stato del non positivo all'interno della Lega, ma non da parte di Umberto Bossi. Lui era una persona estremamente onesta, una persona che non ha mai preso una lira da nessuno, che ha sempre, se voi vedeste la sua casa a Varese, è una casetta, un uomo che dava invece di ricevere. Di quel periodo io ricordo una grande armonia tra i tre, io, Roberto e Maroni. Quel giorno a Brescia decidemmo che fosse Maroni a rappresentare tutti e tre, in modo tale che la Lega sentisse una voce univoca. Ricordo anche con tristezza, però, se permette, perché è una cosa che mi è sempre stata qua. Quel giorno e qualche giorno dopo ancora, alcuni personaggi, anche qualcuno vicentino, non Stefano Stefani, che fu sempre legato fortemente a Umberto, che fino al giorno prima lo cercavano, lo ruffianavano, eccetera, che il giorno dopo ridevano e quasi lo fischiavano. Una grande vergogna. Gli hanno un po' voltato le spalle? Non un po', gli hanno, se permette, voltato le spalle in una maniera ignobile. E forse oggi, non lo so, ho l'impressione di sì, si stracceranno le vesti per la morte del povero Umberto. Direttore, se hai domande, Emanuela Dal Lago ti può sentire. Ringraziare la professoressa, ricordo quando ero direttore del giornale di Vicenza la sua grande disponibilità. Emanuela Dal Lago era all'epoca presidente della provincia di Treviso. La sua uscita dalla Lega, professoressa, nel 2017 fu determinata, credo, da un'impostazione che lei, appunto, come accennava prima, non condivideva, specie una Lega che dalla Padania era diventata nazionale. Ma non è, no, guardi, intanto il dottor Baccialli è una grande gioia per me salutarla, perché io la ricordo con tantissima stima. Detto questo, rispondo, non era più che tanto una questione nazionale, perché l'autonomia riguardava poi tutto il paese, no? Era una questione di impostazione. Non era più la Lega di Umberto Bossi, la Lega della gente, la Lega che voleva le libertà per il territorio, per la sua gente, che chiamava a raccolta la gente. Era diventata la Lega di pochi che forse volevano molto potere e meno autonomia. E anche qua vorrei precisare, non mi riferisco a persone come Calderoli, come Giorgetti, come Castelli, come Stefani, i quali ci hanno sempre creduto e secondo me nel loro cuore ci credono fortemente ancora oggi, ma altri no, e quindi io non mi ci ritrovavo più. Cosa, professoressa, l'autonomia, noi abbiamo qui in studio la bandiera con autonomia subito da 8 anni. Su questo enorme ritardo, quando nel momento in cui a Roma è stata data l'autonomia in una notte. Sono 8 anni che aspettiamo l'autonomia, anche se diciamo che poi il disegno di legge Calderoli è diventato legge, ma l'autonomia concretamente manca ancora. Guardi, posso dirle anche un'altra cosa, se permette. Oltre che l'autonomia manca ancora, quel giorno che ho trovato Roberto Calderoli al funerale di Stefano Stefani, gli ho detto: povero Roberto, cosa sei costretto a fare? Perché questa non è la tua autonomia, è una cosa piccolissima rispetto a quella che Roberto con Bossi eccetera aveva elaborato, rispetto a quella che secondo me i padani, i veneti, i lombardi, i piemontesi desideravano e volevano, e che sarebbe secondo me stato un bene anche per la Campania, per la Sicilia, per la Calabria, andando avanti nel tempo. Ecco, Emanuela Dal Lago, lei domenica per il funerale, che sta appena arrivata la notizia, tornerà a Pontida.
Sì, dopo aver votato, se permette. Il referendum. Certo. Io devo dire che non sempre, nella vita ho sempre votato, escluso negli ultimi anni, 2 volte non sono andata al voto perché non me la sono sentita, ma domenica me la sento fortemente di andare a votare. Anche quello era un altro sogno di Umberto, la giustizia che cambiasse, che diventasse migliore per la gente, non per chi in teoria deve fare giustizia, per la gente, per chi la subisce. Questo ritorno a Pontida è anche un ritrovo dei leghisti della prima ora? Non lo so, vedremo. Stamattina mi ha chiamato Roberto Ciambetti, mi ha appunto detto che ci sarebbe informato di dove era il funerale, mi ha appena mandato un messaggio che a Pontida, mi ha detto andiamo, di corsa, e gli ho detto volentieri. E allora con questo appuntamento, direttore, noi ringraziamo anche per l'ospitalità nella sua casa Manuela Dallago, per quello che ci ha raccontato appunto nel ricordo del senatore Umberto Bossi, e con Simone Squarcina ti restituiamo la linea. Grazie Buongiorno, Mirko, direttore, grazie. è stato un piacere sentirla. Anche per me onorevole, grazie molte, grazie e a presto, a presto. Vediamo adesso con la nostra regia Francesca Pezzo e Tony Paul, vediamo cosa ha detto ieri sera Alberto Stefani, che abbiamo sentito in collegamento in diretta a Focus poco dopo la notizia della morte di Umberto Bossi. Aspettava questa notizia, la morte di Umberto Bossi, perché non c'erano state così avvisaglie su un suo peggioramento, pur sapendo che non stava bene, non era nelle migliori delle condizioni, era malato da tempo, però lei come lo ricorda? Ha avuto modo di conoscerlo? Io ho avuto la fortuna di conoscerlo al mio primo comizio, quando sedicenne mi ero avvicinato a questo straordinario movimento nella celebre manifestazione di Venezia, che insomma negli anni si faceva, e già lì vedevo la sua vicinanza nei confronti dei giovani, di quel gruppo giovanile che poi è stato il gruppo che qualche anno dopo ho coordinato e che mi ha permesso ovviamente di crescere all'interno del partito. Un uomo visionario che ha saputo interpretare una vocazione autonomista di un territorio prima di tutti gli altri, che ha saputo vedere alcune questioni che oggi sono di estrema attualità prima degli altri. Penso al tema dell'Europa, un tema che lui aveva affrontato 20 anni prima che si parlasse poi di tutto questo. Quindi io penso che oggi non perdiamo solo una figura politica importante, ma perdiamo un uomo che ha saputo essere visionario e che ha saputo dare alla politica qualcosa che nessun altro ha saputo dare. Ecco, come è cambiata a suo giudizio la Lega? Insomma, abbiamo detto prima, c'è la fase iniziale, ma non solo la fase iniziale è stata caratterizzata dal celodurismo, no? Quindi dalla battaglia sulla secessione, le ampolle sul Po, la Pontida, insomma c'era veramente era un clima abbastanza travolgente e inatteso da parte della politica tradizionale a quei tempi. È stato un clima completamente rivoluzionario, ed è stato anche motivo di entusiasmo per tantissimi militanti, per tantissime persone che si sono iscritte alla Lega, perché c'era Umberto Bossi, è inutile che lo neghiamo. È un clima che ha saputo interpretare soprattutto in quegli anni una visione di paese completamente diversa. Ricordiamo, oggi si parla di autonomia, ma insomma 20 anni fa abbiamo avuto il referendum, visto che siamo nel periodo referendario, sulla devolution, quindi su una sfida enorme per il nostro paese. Poi quel referendum non andò come la Lega sperava, perché insomma si votava in tutta Italia, ovviamente erano interessate particolarmente le regioni del nord, ma è stata una figura che ha saputo interpretare prima di ogni altra queste sfide. Oggi ci ritroviamo sicuramente con una società che è diversa, che è cambiata, ma che affronta alcune sfide in chiave contemporanea. Penso al tema dell'Europa, penso al tema dell'autonomia differenziata, penso alle grandi sfide sulla necessità di più territorio e meno Stato, una necessità che ancora oggi c'è e che la Lega deve continuare a interpretare nel migliore dei modi, ricordando sempre la sua forza, no? Quella di
essere un partito di lotta e di governo dei territori, con i suoi sindaci, con i suoi amministratori, con i suoi giovani che entrano a far parte di un municipio. Sono entrato a fare il consigliere comunale all'età di 20 anni e questa è la forza di un partito che Umberto Bossi ha creato e su cui ha investito la sua vita e vorrei dire anche la sua salute. Un'ultima cosa, Presidente, oggi lei ha partecipato con Pietrangelo Buttafuoco, il sindaco Luigi Prugnaro, all'apertura, alla cerimonia inaugurale della Biennale e ha detto quello che probabilmente avrebbe detto anche Umberto Bossi, che la politica non deve interferire con l'arte e la cultura, non deve censurare. Io ricordo, io ho conosciuto Bossi a Piacenza, era un uomo che credeva, anzi mi ha dato un bandierone col Sole delle Alpi che diceva la libertà è una cosa seria. Io ero direttore della Libertà di Piacenza, per cui credo che sarebbe stato su questa linea. Penso proprio di sì, anche perché l'arte è uno spazio di libertà e deve continuare ad essere uno spazio di libertà e di pace. La Biennale deve continuare a rappresentare quello che ha sempre rappresentato. D'altra parte oggi assistiamo a una polemica davvero assurda, perché la Biennale esiste dal 1895, ha superato conflitti internazionali di tutti i tipi e oggi scopriamo che il problema è la partecipazione della Federazione russa, quando invece possono partecipare tranquillamente altri regimi autocratici che da anni espongono alla Biennale. Quindi dobbiamo non essere ipocriti e dobbiamo guardare in faccia la realtà e soprattutto considerare l'arte per quello che può dare, uno spazio di dialogo e di pace tra le nazioni. Ecco, questo era Alberto Stefani ieri sera a Focus, avete sentito le sue parole sulla morte di Umberto Bossi. Oggi Chiara Gaiani è andata a chiedere un ricordo anche a Roberto Maroni. No, scusate, Roberto Marcato. Prego. Lei era davvero molto giovane, insomma, quando Bossi avvia quella che lei ha chiamato una rivoluzione. Era stato un fulmine a ciel sereno, c'è stata anche grande paura, davvero uno scossone politico. E lei è stato subito affascinato da questo messaggio, credo sia tra i primi leghisti veneti. Che rapporto ha avuto con Bossi e con l'idea di Bossi? Straordinario, meraviglioso, un uomo schietto e franco, senza fronzoli, non badava alla forma. Io me lo ricordo in qualche comizio, dopo ci fermavamo là a cena, cioè noi mangiavamo, lui beveva Coca-Cola e fumava il sigaro e parlavamo fino alle 2, 3, 4 di notte con questi maglioni sgualciti, queste felpe, cioè lui proprio aveva... La forma non era per lui. Lui andava sempre alla sostanza, un uomo duro, perché insomma anche nei rapporti umani era molto duro, però respiravi qualcosa di straordinario. E io sono profondamente orgoglioso di essere stato in controtendenza l'unico segretario provinciale eletto ormai più di un decennio fa, e mi sono candidato in nome di Bossi e ho dedicato a lui la vittoria quando in Veneto imperava Tosi con Maroni. E io, come sempre ho fatto in vita mia, sto sui valori e io mi sono candidato da bossiano. E contro ogni previsione e contro il mondo, come sempre, ho vinto. Ed è uno dei passaggi che più mi restano nel cuore. Un'ultima domanda, l'eredità di Bossi, che è un'eredità ovviamente forte per la Lega. Ma l'eredità è quel tema del territorio, cioè io continuo a dirlo e non lo dico oggi perché è mancato il capo, ma lo continuo a dire da anni. Noi siamo nati per essere sindacato del territorio e questa è un'esigenza, cioè lo dico anche ai dirigenti del mio partito che pensano che il consenso sia qualcosa di non così importante o che si possano cambiare le cose a secondo delle proprie esigenze.
perché anche noi insomma abbiamo tanti fighetti che immaginano che la Lega sia in realtà un bel treno per fare carriera. No, la Lega è il sindacato del territorio, questa è la grande eredità di Bossi. Noi dobbiamo parlare alle piccole partite IVA, alla signora che ha paura di abitare in un quartiere malfamato, a chi non arriva a fine mese, a chi non ha i soldi per curarsi. Noi dobbiamo parlare a questa gente qua e dobbiamo essere cattivi nel rappresentare le loro esigenze per dare loro risposte. Tutte le dinamiche destra, sinistra, Vannacci sì, Vannacci no. Ecco, Vannacci è un'offesa a Bossi. Ecco, ritorniamo a questo. Lasciamo perdere la destra e la sinistra, stiamo sui temi, stiamo sul territorio e così onoreremo la memoria e l'eredità di un grande uomo. Così Roberto Marcato in Consiglio regionale con la Lega, è stato assessore allo sviluppo economico nella precedente legislatura. Adesso vediamo una copertina che così mostra quella che è stata un po' anche l'immagine di Umberto Bossi negli anni ruggenti del Carroccio. Onorevole Bossi, le leghe ricevono spessissimo critiche dalle altre forze politiche, così che addirittura dall'Inghilterra manda a dire che le vostre scelte sono spesso inutili, se non addirittura sciocche. Una sua risposta? Ma il fatto che lei metta assieme le forze politiche e Cossiga, forse involontariamente, ha dato la spiegazione dell'intervento, del perché dell'intervento del Presidente della Repubblica. D'altra parte la risposta gliel'ha dato l'elettorato alle ultime elezioni e magari sarà un Presidente della Repubblica duro d'orecchi, ma l'elettorato non ci abbandona certo per certe accuse che non si fondano sul niente. Noi, a dire la verità, un piccolo sforzo l'abbiamo già fatto, il federalismo fiscale l'abbiamo portato a casa. Uno dice poca cosa, sì, non è ancora la libertà. E noi sappiamo che dobbiamo ottenere la libertà, mica siamo qui per fermarci a metà strada o per strada. La gente del nord, milioni di persone, vogliono che la situazione, che la musica cambi. Oh, calma, guardate che fare le cose è molto difficile. È facile parlare, è difficile fare. Noi stiamo tentando di servire al meglio il nord. Voglio vedere se Roma non ci manda indietro i soldi. Cosa facciamo? Noi dobbiamo battere su tutti i fronti, in Lombardia, nel Veneto, al nord e anche a Roma. Non possiamo lasciare nelle mani dei soliti furbi Roma. Noi dobbiamo diciamo, avere sempre tanti voti, tanta forza politica per essere primi ovunque. Io lo dico per la base, a me spiace vedere la base che è quella che ha costruito il partito con tanti anni di lavoro, che a volte viene un po' trattata a male, perché la base non ha strumenti per difendersi e poi dopo se non mettiamo a posto il problema della democrazia nella Lega c'è sì il rischio che si litighi, per adesso non siamo ancora a quel livello. Siamo ancora in grado di modificare le cose. Io penso che chiunque sia eletto ogni anno, ad esempio, potrebbe ottenere il gradimento o meno della base del partito dopo un po' di tempo che lavora. Cioè non possono essere eterne le cariche e non possiamo far dipendere dal Consiglio federale le certe scelte. E così Umberto Bossi, il senatore. Adesso andiamo in diretta da Filippo Fois a Mestre, perché per la fine del Ramadan si sono raccolti a migliaia in Via della Giustizia, dove dovrebbe sorgere una moschea. A te Filippo.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Oramai maestra e abituata delle feste di fine Ramadan alle quali partecipano migliaia di persone. Questa volta però ci permettiamo di dire che è diverso, perché noi ci troviamo nell'area in cui dovrebbe sorgere una grandissima moschea per la quale c'è una raccolta fondi da parte soprattutto della comunità bengalese, più in generale musulmana Venezia. E attorno alla fondazione di questa moschea si stanno consumando delle polemiche che ci sono state anche oggi, perché a circa 150 metri dal luogo in cui ci troviamo c'è stato un presidio della Lega capitanato dall'ex sindaca di Monfalcone, ora europarlamentare Anna Maria Cisint, che tra poco ascolteremo. Ha detto per quale motivo lei non è d'accordo con la costruzione di questa moschea, una costruzione che comunque, nonostante la raccolta fondi prosegua, pare ancora abbastanza in alto mare, nel senso che occorrerebbe un permesso del Comune di Venezia, perché questa è ancora area commerciale, che al momento questo permesso sicuramente per l'aria che tira in comune non dovrebbe arrivare. Però vi faccio vedere anche una cosa, adesso ve la fa vedere Sandro Ponchio. Guardate cosa c'è qui alla mia destra. Sono vedete delle scritte in pennarello, sono da parte dei fedeli che oggi sono arrivati un acquisto simbolico di un tot di metri quadri della nuova moschea con relativa donazione. C'è chi ha addirittura acquistato 99 metri quadri, chi invece si è tenuto su 5 metri quadri, poi 2 metri quadri addirittura, poi da quello dipende anche la cifra che viene versata. Io direi che prima di ritornare in studio dobbiamo aggiungere qualche altra notizia, ma è importante che adesso sentiamo le voci dei due protagonisti. Sono Prince Aulader, che è uno dei portavoce della comunità bengalese veneziana. Ricordiamo che in Comune di Venezia vivono 20.000 bengalesi, è la comunità più popolosa dopo quella del Comune di Roma, quella che si trova qui. E prima di lui ascoltiamo un po' cosa ha detto Anna Maria Cisint pochi minuti fa a circa 150 metri da qui. Su cui stiamo lavorando è il tentativo di riuscire a far capire che c'è bisogno di accettazione dell'ordinamento giuridico italiano. Ecco, questo è il punto di partenza. Secondo noi si deve partire dal rispetto della legge che all'origine non c'è, perché in questo momento purtroppo non è mai stato accettato dalle varie correnti islamiche, non è mai stata accettata la necessità, la proposta o i contenuti per la sottoscrizione di un accordo che è quello previsto dall'articolo 8 della Costituzione, cioè l'intesa. Perché per noi è così importante? Perché senza regole di ingaggio è difficilissimo riuscire a convincere qualcuno che ci sono delle basi ordinamentali fondamentali. La prima è il rispetto della dignità umana, il rispetto della parità di genere tra uomo e donna. E io da sindaco so veramente, purtroppo, di che cosa parlo in questo senso. Il rispetto della monogamia, nel senso che oggi purtroppo ancora frequentemente in Italia si assiste a episodi frequenti di matrimoni con bambine di 9, 10, 12 anni. Il momento è quando hai la prima mestruazione, diventi sposabile e non scegli tu con chi sposarti. Per noi è inaccettabile. Il velo integrale della donna per noi è inaccettabile, perché è oggettivizzare, rendere una donna un oggetto sessuale. Lo riteniamo di un'assoluta mancanza di rispetto. La questione delle moschee si inserisce molto prepotentemente in questo ragionamento per due ordini di ragioni. La prima lo dice, come raccontavo prima, anche l'intelligence italiana e francese, e all'interno delle moschee che si predica l'odio verso l'Occidente e alcuni dettami del Corano. Quello che noi chiediamo è che davanti alla contraddizione, al contrasto tra il Corano e la legge italiana, c'è un limite comunque c'era una persona fuori dal coro che ha portato dei sudamericani a provocare i miei ragazzi, però i miei ragazzi sono delle persone serie e loro non si fanno provocare da nessuno. Mi hanno chiamato, io ho dovuto chiamare la Digos, la polizia, per dire però non si devono fare così, cioè le interviste, le cose devono essere fatte lealmente e dare una notizia corretta e coerente di quello che è.
Tu hai detto, c'è uno spazio per i bambini? Sì. C'è uno spazio per le donne? Sì. Sono attualmente separate? Sì. È una funzione religiosa. Quando c'è una funzione di comunità si uniscono tutti, mangiano e vivono tutti insieme, però nel momento che si prega, queste sono delle regole basi, non è che qualcuno costringe. C'erano ragazzi ieri che sono venuti senza hijab, con i capelli sciolti, vestiti tutti attillati, ragazze che fanno gli influencer, e sono rimasti contentissimi, sono andati a fare tutti i nenè, tutte le decorazioni. È bello, cioè ci deve essere, nessuno deve costringere nessuno a fare niente. Siamo in democrazia, dobbiamo avere tutti la libertà. Ci sono tante anime all'interno di questo paese, no? All'interno della comunità bengalese, e quindi è il governo che deve fare uno sforzo, è il governo, e noi vogliamo, cioè nel senso, noi siamo i primi a dire dateci questo contratto, firmiamo e siamo tutti tranquilli che rispettiamo tutte le regole, chi non rispetta fuori dalle scatole. Questo dunque era Prince Aulader, il portavoce della comunità bengalese. Forse l'inizio dell'intervento va chiarito. Sembrerebbe che verso le 9:30 ci sia stato uno scontro tra due troupe di due televisioni nazionali che hanno due linee editoriali diametralmente opposte. Questo almeno ci hanno raccontato Prince Aulader e altre persone che si trovavano qui. Al di là di questo, che comunque testimonia come attorno a una vicenda locale poi si nasca e degeneri per certi versi anche un dibattito politico nazionale, ci dà l'esatto metro di quanto sia importante il dibattito su questa moschea. Una moschea che sorgerebbe, e dandovi questa informazione poi restituiamo la linea, in una delle zone più problematiche di Mestre. Pensate che noi ci troviamo di fianco alla Carrozzeria Moderna, che è un concessionario che vanta il record italiano di furti, credo che siamo arrivati quasi a 50, mentre dall'altra parte c'è un ristorante altrettanto noto, non solo per la sua cucina ma per il fatto che è arrivato a almeno una quindicina di spaccate al suo interno, per cui una zona estremamente problematica di Mestre. C'è chi sostiene che con questa moschea la zona, e sono proprio i due titolari di queste due attività commerciali che dicono che forse con la moschea questa zona si potrebbe rivalutare. Ciò che certo è un ultimo dato che voglio darvi, qui parliamo di una integrazione che è molto difficile. Negli ultimi 10 anni Mestre ha avuto un'immigrazione del più 600%, Marghera del più 800%. Questo significa che il tessuto sociale di questo comune è profondamente cambiato ad una velocità, permetto di dire, supersonica, e questo spiega anche le difficoltà che in questo momento si stanno incontrando nel cercare di mediare tra le varie parti. Con questo per ora da Mestre è tutto, restituisco la linea. Grazie molte a Filippo Foisi e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso andiamo sempre in diretta a San Biagio di Callalta, perché la sindaca Pillon ha lanciato un appello per le troppe truffe e i furti e gli scippi al di fuori, all'esterno dei centri commerciali. Cristian Arboit, a te Cristian, con Tommaso Migot. Sì, direttore, buongiorno da San Biagio di Callalta, dove sono ore di allerta, perché i fatti che vi raccontiamo sono recentissimi. Parliamo di truffe, tentate truffe e anche toni molto aggressivi all'esterno dei centri commerciali. Non solo all'esterno del centro commerciale di San Biagio di Callalta, il centro commerciale di Olmi, ma anche della zona, per intenderci, di Treviso Sud, l'area commerciale di Treviso Sud. In azione nelle scorse ore, sindaco Pillon, c'era di fatto una banda che si è finta anche, a quanto pare, un'associazione di sordomuti, però a quanto pare non era un'associazione di sordomuti, ma erano appunto dei balordi che volevano reperire facile liquidità. Sì, purtroppo questo fenomeno, che non coinvolge solo il nostro territorio ma un po' diversi, diciamo così, centri commerciali, è capitato anche proprio qui nel nostro comune. Ecco che da subito mi sono attivata per prendere contatti con il direttore del centro commerciale e per capire le misure che loro hanno già attive, quali sistemi di videosorveglianza piuttosto che il personale dedicato alla sicurezza, che mi ha ribadito che più volte identifica questi soggetti, li allontana dal centro e quando necessario intervengono anche le forze dell'ordine.
Bisogna però certo dire che bisogna rivolgere un appello a tutti i cittadini, perché la prima cosa da fare quando ci si trova in queste situazioni è sicuramente chiamare le forze dell'ordine, perché loro prontamente possono intervenire. In un secondo momento ritengo anche che sia giusto e utile dare l'informazione sui social, perché sappiamo che oggi è un canale di informazione importante. Però mi raccomando, prestate molta attenzione, perché questi soggetti purtroppo si fingono per quello che non sono. Quindi le segnalazioni social si stanno moltiplicando, questo è il tema. Lei ha parlato con il direttore del centro commerciale che insiste sul suo territorio. Immagino ci sia anche un problema di attuazione, nel senso vengono allontanati questi soggetti ma poi periodicamente ritornano e i toni sono sempre più esacerbati. Sì, purtroppo, come si accennava in precedenza, queste bande si spostano, perché quando vengono individuati scappano tante volte in modo autonomo e quindi è difficile anche l'identificazione, agiscono in altri centri, però poi ripetutamente purtroppo tornano anche nel nostro territorio. Per cui devo dire che i soggetti non sono semplici, quello che possiamo dire a tutti i cittadini è di prestare moltissima attenzione e ancora una volta cercare il più possibile di chiamare le forze dell'ordine, perché sappiamo che solo in questo modo si riescono davvero ad identificare, perché appunto altrimenti sarebbero delle denunce contro ignoti e quindi chiaramente, per quanto sia efficace, ma non è quello l'obiettivo. Quindi, visto che si spostano velocemente e sono particolarmente furbi, piuttosto della segnalazione social meglio rivolgersi alle forze dell'ordine, alla polizia locale, al comune. Questo è il senso. Più in generale poi questi vanno fermati una volta per tutti, perché si spostano e appunto creano apprensione una volta da una parte, una volta dall'altra. Sì, soprattutto le forze dell'ordine nel nostro territorio sono già allertate, quindi sono a conoscenza di questa situazione e pronti ad intervenire. È chiaro che questi soggetti che fingono anche di non comprendere la lingua e appunto essere sordomuti, in realtà capiscono benissimo dove si trovano e quello che viene detto, e colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione, quindi soprattutto gli anziani. Quindi anche noi che magari abbiamo un'età più giovane cerchiamo di infondere a tutti i nostri nonni e conoscenti di una certa età di essere assolutamente attenti e di non dare confidenza a nessun tipo di persona. Grazie Sindaco, anche perché la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine funziona, come è successo questa notte all'1:30 in via Carducci a Zero Branco, dove i carabinieri del Nord sono intervenuti per un giovane 23enne di origine marocchina senza fissa dimora, con precedenti di polizia, che stava tentando di rubare un'autovettura. L'uomo è stato avvistato da un giovane passante che ha allertato i carabinieri. I carabinieri del Nord sono intervenuti prontamente e sono riusciti a fermare questo marocchino, appunto 23enne, aveva con sé tutti gli oggetti di scasso. In questo momento si trova in camera di sicurezza al comando di via Cornarotta, in attesa appunto di convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria trevigiana. Questa la situazione aggiornata alle 12:37. Direttore, con Tommaso Migotta da San Biagio di Callalta, ringraziando nuovamente la sindaca Valentina Pillona, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian Arbotto, Tommaso Migotto, ovviamente la sindaca. Adesso andiamo a Padova da Chiara Gaiani e da Federico Cibotto per la parte tecnica, perché c'è stata una tragedia questa mattina all'università. Uno studente di 20 anni si è lanciato dalla torre di economia. A te Chiara. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo in via Bassi, alle mie spalle la torre di economia da cui purtroppo si è lanciato un giovane di 20 anni. Secondo quanto è emerso sinora, il giovane non è originario del Veneto e non frequentava questa facoltà, e quindi è originario di un'altra regione. Il fatto è accaduto intorno alle 8, quando il ragazzo è salito
salito sulla cima di questo complesso universitario che ospita varie facoltà. Oltre a economia ci sono anche aule di scienze politiche, per esempio, e appunto si è lanciato, sembra appunto si tratti purtroppo di un gesto volontario. Indagini sono in corso da parte della polizia, che è andata via proprio pochi minuti fa. Vedete che questa insomma è una zona universitaria molto frequentata, alcuni studenti ci sono avvicinati a noi, ci hanno anche raccontato che tutte le lezioni qui sono state ovviamente sospese. Direi che per ora è tutto, la linea da Padova può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto. Sì, adesso vediamo la piaga del bullismo, un problema sociale che sta diventando davvero allarmante. Un quindicenne bullizzato da un gruppetto di compagni di classe, vediamo a Treviso, ha detto: mi hanno accusato di avere rubato e poi mi hanno portato in bagno spogliandomi. Sentiamo. Io di queste persone che sono in classe mi possono dire quello che vogliono, però io sono stufo di passare sempre queste cose e non ce la faccio proprio più a sopportare, quindi per me non valgono più niente nessuno e non voglio neanche più rivederli e sentirli. Hai deciso di cambiare scuola? Sì, io avevo già deciso di cambiare scuola e questa cosa che è successo mi fa ancora più voglia di cambiare scuola, perché proprio voglio lasciare tutto questo alle spalle, dimenticarmi e, diciamo, prendere una nuova vita in un'altra scuola, in una nuova scuola, conoscere nuove amicizie e sperare di trovare persone buone, non come queste che sono in questa classe, nel senso ad arrivare ad accusarmi, mettermi le mani addosso, spogliandomi, no. Neanche nei video di TikTok ti trovi queste cose, neanche pensavo fosse reale una cosa del genere. Proprio deluso, ma zero. Un ragazzino di 15 anni finito nel mirino di un gruppetto di compagni di classe. Da tempo bersaglio di accuse e di insulti. Lui però ha sempre tirato dritto fino a poco tempo fa, quando i bulletti gli hanno fatto vivere a scuola una giornata da incubo. Accusato di aver rubato dei soldi, a nulla sono servite le sue spiegazioni. I ragazzi sono entrati in classe ed hanno intimato al quindicenne di seguirli in bagno. Dentro in bagno mi fanno: dai, spogliati. Io gli faccio: ma sei scemo, cosa sei? E mi fanno: no, te non esci fuori finché non ti spogli. Io gli faccio: ma stai scherzando, spero. E niente, mi inizio a togliere la giacca e controllo nella giacca, non trovano niente. Nella felpa avevo solamente 2 tasche, gli ho fatto vedere: guarda, 40 centesimi, quello che vuoi. E niente, poi tipo mi fanno: togliti i calzini e le scarpe, mi sono dovuto togliere i calzini e le scarpe in bagno. Tutto questo durante l'orario scolastico. Ad aiutarlo è stato un altro giovane più grande che ha assistito alla scena. E nel frattempo però dalla porta del bagno esce un mio amico, che ringrazio Dio che c'era, perché è l'unico testimone su 25 persone, che in pratica è venuto a difendermi, perché lui inizialmente aveva sentito e anche visto che mi stavano toccando, ma pensava che stessimo scherzando, no? Così tra compagni. Poi quando mi ha visto che mi tolgono i pantaloni, in pratica si è messo in mezzo dicendo: ma scusate, cosa siete voi, chi pensate di essere, con queste minacce? Ti hanno anche minacciato? Sì, mi hanno minacciato di prendermi a sberle, che non mi devo più permettere di queste cose. Sì, comunque veramente mi sono sentito dire delle cose, che in pratica sono un morto di fame, che i miei genitori non hanno soldi da darmi per prendermi cose dalle macchinette, che non mi devo permettere di toccare le cose degli altri, che mi devo vergognare, che non ho pietà, tutte cose del genere. In tutto questo tu hai trovato tutta la tua roba, le tue cose dello zaino sul banco, e i soldi comunque non c'erano. Esatto, perché rientro in ricreazione e trovo tutte le mie cose che ho nello zaino scaraventate sul banco, le associo per terra, lo zaino aperto, completamente tutto quanto vuoto. Il quindicenne non si è presentato in classe la mattina, stressato ed angosciato per una situazione più grande di lui. Ha deciso di cambiare scuola. Servizio di Daniela Sizia, la disperazione dei genitori che sono andati a scuola per parlare con il dirigente dell'istituto e poi si sono presentati dai carabinieri. Una giornata scandita da domande che non hanno trovato risposte, dalla sofferenza nel vedere il proprio figlio in una situazione tanto difficile. Il papà gesticola nervosamente, le parole gli escono con un fil di voce. Fa malissimo perché noi l'abbiamo educato bene di non reagire, di difendersi, però è troppo duro quando sei intorno a un branco che ti vuole male, quindi fa una fatica anche lui stare in piedi. Le lacrime della mamma che cerca di essere forte per lui. È da piangere perché queste cose non devono
capitare a nessuno, ai ragazzi di giorni di oggi. Queste cose noi, invece di incontrarsi, dai ragazzi, abbiamo finito scuola, andiamo a bere un succo, un caffè, non di arrivare in questi punti. Dall'incontro con il dirigente scolastico non hanno ricevuto le risposte che si aspettavano. Ora la decisione spetta a loro. Per noi è importante, ci dice, aiutarlo e sostenerlo. A mio figlio, di trovarlo ieri, avevamo una visita e lui mi tremava in macchina e mi raccontava: mamma, cosa devo fare? Come non raccontare niente a nessuno, non scrivere sul gruppo delle mamme. I genitori si sono presentati dai carabinieri per raccontare quanto è accaduto. Hanno paura che questi bulletti possano continuare a fargli del male anche fuori dalla scuola. Abbiamo proprio paura anche per questo, magari che si incontra fuori lui da solo, altri chissà che può succedere. Dopo lui aveva paura a raccontarci a noi tutte queste cose perché dopo lo minacciano. E hanno già detto: guarda, hai 2 giorni di darmi quei soldi là, che se no chissà. E quindi abbiamo paura anche noi come genitori. Cosa direbbe a questi ragazzini se li avesse davanti? Cosa guadagnano essere cattivi? In un mondo che già guardando intorno non senti niente, solo disastri. A cosa serve questa cattiveria? È una cattiveria gratuita per me. Abbiamo detto tante volte andrebbero espulsi dalle scuole questi delinquenti, perché di delinquenza si tratta, di cattiveria gratuita, di codardia in 10 contro 1. Vediamo, voltiamo pagina, vediamo la storia, la questione degli autovelox che sono stati tagliati anche in Veneto da Fleximan. Ne è stato riacceso uno sulla Postumia a Fontaniva, era stato tagliato da Fleximan a febbraio. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato e da Renzo Rigon per la parte tecnica. A voi. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio lungo la statale 53 Postumia in territorio comunale di Fontaniva. Assieme a me il comandante della polizia locale di Fontaniva, Carlo Gazzola, e dietro di noi c'è proprio il Velox che la notte tra il 2 e 3 febbraio scorso è stato tagliato da Fleximan, si è abbattuto al suolo, è stato reso totalmente inutilizzabile e qualche settimana dopo appunto è stato riattivato, riacceso. Comandante, intanto com'è che vi siete accorti che appunto il Velox era stato tagliato? Allora, il dispositivo è fornito in locazione dall'azienda Maggioli. Questa ha un sistema di telecontrollo da remoto e quindi controlla i flussi degli accertamenti che poi vanno in cloud. E durante questa attività di controllo hanno verificato che i dati non pervenivano e quindi ci avevano chiesto di verificare se l'alimentazione elettrica del dispositivo fosse corretta. Ho avvisato una pattuglia, sono intervenuti sul posto e hanno visto il fatto del danneggiamento con il taglio alla base del dispositivo e per questo motivo non funzionava. Quindi abbiamo avvisato l'azienda e poi l'azienda si è messa a disposizione per il ripristino della postazione. Questo tra l'altro è un punto nevralgico della statale, è un punto dove anche nel passato si sono verificati diversi incidenti stradali, purtroppo anche alcuni con esito mortale. Diventa fondamentale la presenza di questi appunto strumenti che vanno a regolare la velocità. Sì, confermo, infatti qui ci troviamo in uscita a un tratto rettilineo che collega Cittadella con Fontaniva e poi abbiamo un andamento curvilineo con un'immissione di un sovrappasso e uscite. La posizione è sicuramente
da tenere sotto controllo e ha un effetto comunque di moderazione anche per tutto quanto il resto del tratto, considerato i flussi di traffico che ci sono su questo tratto di strada molto importante. Un'arteria trafficatissima, e tra l'altro lei proprio diceva che si è notata la differenza, nonostante ci siano tante polemiche legate agli autovelox, perché ci sono tanti automobilisti, camionisti che dicono servono soltanto al comune per fare cassa. In realtà non servono a fare cassa, servono a salvare vite umane. Esatto, sicuramente la percorrenza con il limite di 70 km/h, considerato che si tratta di una strada in trincea, sicuramente è un limite adeguato, garantisce comunque un flusso costante dei veicoli per i collegamenti anche interregionali e dà sicurezza. Sinceramente gli incidenti più gravi sono avvenuti prima dell'installazione delle postazioni, poi con il passare del tempo anche le velocità massime hanno avuto una riduzione abbastanza rilevante. Ci sono sempre i casi episodici, ma però tuttavia la media si è ridotta. I superamenti di limiti di velocità oltre i 40 km/h avvengono solo di rado, mentre all'inizio erano molto più frequenti. Senta, Fleximen era stato buono per qualche mese, adesso è tornato un mese fa, poco più di un mese fa, e si è ripresentato. Siete preoccupati per queste azioni continue che sta facendo? Sicuramente creano un danno alla sicurezza, perché il fatto che il dispositivo non sia operativo per le persone che sono contrarie all'installazione di questi dispositivi sicuramente favorisce che la velocità e le situazioni di pericolo aumentino. Preoccupati, purtroppo il servizio noi l'abbiamo affidato in locazione con una copertura full risk, quindi il danno economico va a carico dell'azienda che ci fornisce il servizio. Però manca la sicurezza sulla strada, perché anche il sindaco ha usato parole molto dure, il sindaco Trento ha detto questo non è, cioè è un danno a tutta la comunità che si trova ad affrontare, appunto a percorrere quotidianamente la strada. Sicuramente è un atto vandalico commesso da persone che non hanno sicuramente subito lutti nell'ambito stradale, perché le persone, quelle che hanno avuto lutti sulla strada sono con la polizia locale, con la polizia stradale, con le forze dell'ordine per la prevenzione del non superamento dei limiti di velocità imposti dagli enti proprietari. La sicurezza si basa anche sul comportamento dei conducenti, rispettando le norme che sono imposte dai proprietari delle strade. Insomma, direttore, sentito un appello chiaro a mantenere sempre, rispettare sempre i limiti della velocità, perché proprio in ballo ci sono le vite di tante persone. Per il momento da Fontaniva è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato, Renzo Arrigoni, il nostro tecnico, e ovviamente grazie al loro ospite. Vediamo ancora per la cronaca in manette 3 uomini accusati di rapine armate nei supermercati di Padova, Bologna e Bergamo. 4 rapine a mano armata in poco più di un mese. È questo il bilancio dell'indagine che ha portato all'arresto, da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Padova, di 3 italiani residenti a Castelfranco Veneto di 42, 48 e 49 anni. Sono accusati di rapina aggravata, furto, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica Patavina, ha ricostruito una serie di colpi messi a segno tra dicembre 2025 e gennaio 2026 nelle province di Padova, Bologna e Bergamo. Secondo quanto emerso, il gruppo agiva con un modus operandi consolidato.
prima rubavano l'auto con la quale raggiungevano i supermercati presi di mira in orario di chiusura. Poi 2 componenti della banda entravano armati e con il volto coperto, minacciando i dipendenti, mentre un terzo faceva da palo all'esterno, pronto alla fuga. Le indagini, sviluppate attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei lettori targhe, hanno permesso di attribuire alla banda 4 colpi, 2 rapine nel Padovano, nei supermercati Prix di Piombino Dese e Bagnoli di Sopra, una a Monte San Pietro nel Bolognese e un tentativo sventato, grazie all'intervento dei militari, a Gorle in provincia di Bergamo. Proprio in questa occasione i 3 sono stati fermati con armi, passamontagna e dispositivi per l'avviamento elettronico dei veicoli rubati. I 3 indagati si trovano ora nelle carceri di Padova, Venezia e Treviso. Servizio di Federico Fusetti e il colpo da 400.000 euro allo stabilimento Prada di Arino a Dolo, un commando che ha assaltato i magazzini sfondando il cancello e rubando un'ingente quantità di scarpe griffate, una scena da film. Indagano i carabinieri. Un mezzo pesante usato come ariete per abbattere il cancello, poi il furto nei magazzini. Un colpo da circa 400.000 euro, quello messo a segno dal comando che ha colpito intorno alle 4 del mattino lo stabilimento Prada di Arino a Dolo. Rubate soprattutto scarpe griffate. Ad agire, secondo le prime immagini, 6 o 7 persone che prima hanno sfondato il cancello e poi piazzato furgoni e auto fuori dal polo per sbarrare l'accesso alle forze dell'ordine che una volta giunte sul posto hanno dovuto raggiungere il luogo a piedi. I mezzi sono risultati poi tutti rubati. Fin dalle prime ore del giorno il comandante della tenenza dei carabinieri di Dolo mi ha informato e da subito ho dato la mia disponibilità nel mettere a disposizione la nostra rete della videosorveglianza, oltre che tutto ciò che può essere utile agli inquirenti nel risalire ai criminali. Sono fiducioso che i militari dell'Arma risaliranno presto agli autori e li consegneranno quindi alla giustizia. Continuano le indagini dei carabinieri che unitamente al servizio della squadra mobile stanno scandagliando l'area e visionando i filmati delle numerosissime telecamere di videosorveglianza poste sia nello stabilimento che nell'area industriale di via Primo Maggio. Dalle prime visioni parrebbe che al furgone utilizzato per la fuga sia stata oscurata la targa con un pannello riflettente. Io spesso vedo la vigilanza privata qui, però adesso io non so perché io non lavoro in questa azienda, cioè lavoro qui a fianco, però vedo che sono abbastanza protetti, però riescono ad accedere indipendentemente da questo. Nonostante il via vai continuo per tutto il giorno di vertici responsabili, nessun commento dall'azienda del lusso, un fatto che ha smosso tutta l'area limitrofa e la comunità di Dolo. Mina quella che è la coesione civica, in modo particolare per un sistema economico che già in un contesto non semplice, proprio nella riviera del Brenta, nel distretto della Calzatura, è messo a dura prova. Rapinavano esercenti con minacce e coltelli puntati proprio contro i titolari degli esercizi commerciali. È stato arrestato un 40enne tunisino che tra agosto dell'anno scorso e febbraio aveva davvero spaventato molte persone al Lido di Venezia. Rapina, furto, ricettazione. È con queste accuse che un 40enne tunisino si trova ora nel carcere di San Vittore a Milano. Era stato portato al centro per il rimpatrio, ma in attesa della sua espulsione per reati commessi a Venezia, l'indagine della procura lagunare ha ricondotto al 40enne la responsabilità di numerosi atti illeciti commessi tra il Lido e il centro storico. Furti e rapine che hanno avuto inizio ad agosto dello scorso anno. In un caso, il 40enne era entrato in un negozio con il volto parzialmente coperto con un cappello e minacciando la commessa con un coltello ha intimato di farsi consegnare 140 euro. In un'altra circostanza, sorpreso dal titolare del locale a rubare 750 euro dalla cassa, lo ha minacciato con un coltello da cucina preso proprio all'interno dell'esercizio per guadagnarsi la fuga. Oltre a questo, l'indagato è anche accusato di aver rubato 2.250 euro dalla cassa di un centro scommesse del Lido e di aver usato i soldi di carte prepagate rubate per piccoli pagamenti. Nessuna espulsione per il 40enne dunque, ma l'arresto nel carcere milanese convalidato dal GIP.
Servizio di Eddie Kaliman, sentiamo Marta Zatta sulla Guardia di Finanza che ha sequestrato una fabbrica clandestina di sigarette nel Veronese, un giro d'affari illegale da 240 milioni di euro con la denuncia di 13 persone. Maxi operazione contro il contrabbando di sigarette nel Veronese. È stata smantellata una fabbrica clandestina con un giro d'affari da 240 milioni di euro l'anno. La Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura Europea insieme ai colleghi di Verona, ha sequestrato a Castagnaro un impianto industriale dal valore di oltre 2 milioni di euro, dotato di attrezzature e macchinari, capace di produrre fino a 4 milioni di sigarette al giorno. Nell'operazione sono state trovate 17 tonnellate di sigarette pronte alla vendita e 8 tonnellate di tabacco triturato, oltre a materiali per il confezionamento contraffatto. Parte della merce era stoccata anche in depositi nel Padovano, a Monselice e Terrassa Padovana, dove sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi e 9 tonnellate di sigarette. I finanzieri hanno individuato gli impianti risalendo alla filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette a Palermo. Nell'operazione sono state denunciate 13 persone, tra cui 11 cittadini dell'Est Europa tra bulgari e ucraini alloggiati in stanze di fortuna ricavate nell'azienda e 2 italiani titolari dell'opificio. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, l'attività illecita avrebbe garantito profitti fino a 700.000 euro al giorno, con un danno annuo alle finanze pubbliche di circa 160 milioni di euro. Truffatori sempre in azione, questa volta hanno colpito un'anziana di 73 anni a Mestre, è stata raggirata a regola d'arte, si è ritrovata ad effettuare bonifici per circa 80.000 euro, ma bisogna fare attenzione soprattutto al telefono con sconosciuti, con sedicenti carabinieri o tecnici o dipendenti di banche. Fate attenzione, sta indagando la Questura di Venezia. Tutto è iniziato con un messaggio telefonico della banca che avvisava di un credito in arrivo sul suo conto, consigliandole di chiamare uno specifico numero nel caso si fosse accorta che invece quella cifra non le spettava. Si trattava però dell'ennesima truffa a danno di un'anziana, una 73enne di Mestre, che non riscontrando particolari anomalie si è fidata, agendo secondo indicazioni. Ha chiamato dunque quel numero per chiedere spiegazioni e trovando all'altro capo del telefono una persona all'apparenza gentile, è invece stata raggirata senza scrupoli. Come? Convincendola a effettuare dei bonifici istantanei per rimediare a quell'errore in realtà fasullo. E in poche ore sono usciti dal suo conto circa 80.000 euro. La 73enne però, convinta di aver agito per il meglio, non si è preoccupata per qualche ora. Solo più tardi, sopraffatta dai dubbi, ha avvertito i familiari e si è recata poco dopo a denunciare il fatto alla polizia postale, facendo scattare immediatamente le indagini della questura, che già in vari casi è riuscita a sventare pesanti raggiri simili a questo. L'ultimo proprio nel Milanese a danno di un ex orafo 92enne che in buona fede, spinto da un finto carabiniere, si era fatto convincere a consegnare tutti i gioielli di famiglia a uno sconosciuto. Il balordo, bloccato con il malloppo in mano dalla polizia, è stato arrestato proprio mentre stava uscendo dalla villa dell'anziano. La morte di un bambino in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, a soli 6 anni, un bambino che frequentava la prima elementare. La comunità di Moruzzo si è svegliata avvolta in un profondo silenzio dopo la scomparsa del piccolo Riccardo Vendramin, mancato a soli 6 anni nel corso della notte tra mercoledì e giovedì. Il peggioramento delle sue condizioni di salute negli ultimi giorni ha portato a un epilogo che nessuno avrebbe mai voluto, lasciando un segno di immenso dolore nella frazione di Modotto. L'annuncio della sua morte è stato dato dai genitori, Cristina e Igor, dai nonni, gli zii e tutti i parenti stretti in un abbraccio di enorme sofferenza. La famiglia di Riccardo è molto nota e apprezzata dal punto di vista umano e professionale. Entrambi i genitori sono stimati medici presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La mamma Cristina, cardiologa, e il papà Igor alla guida della cardiochirurgia dell'ASUFC. La notizia ha scosso profondamente non solo i colleghi e il mondo sanitario, ma anche l'intera cittadinanza che da anni vede nella famiglia Vendramin un punto di riferimento per il territorio.
Riccardo frequentava la prima elementare a Moruzzo, dove il suo sorriso e la sua vivacità avevano saputo conquistare il cuore di compagni e insegnanti. In queste ore difficili l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia con immenso affetto, nel tentativo di offrire conforto di fronte a una perdita così prematura. Il ricordo della luce che Riccardo portava con sé resterà vivo in chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo. La venerdì sera alle 18 ci sarà un rosario nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita del Gruagno, con l'ultimo saluto che avverrà nella stessa sabato 21 marzo alle ore 11 prima dell'accompagnamento del piccolo Riccardo al cimitero locale. Un'altra tragedia in montagna: Carlo Chiodini è morto travolto dal crollo delle pietre sulle guide alpine del Friuli. Il 43enne, che abitava a Pieve di Cadore nel Bellunese, stava partecipando ad un corso per aspiranti guida. L'incidente è avvenuto sul Monte Bianco. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Tony Pol. Torniamo subito, state con noi, grazie. Una notizia dal giornale di Vicenza: un ciclista che è stato investito in viale Dalviano ed è grave. Lo scontro alle 10:40 ha coinvolto un uomo di 47 anni, l'intervento di 118 e polizia locale. Il ministro Carlo Nordio ieri sera era a Mestre, l'abbiamo intervistato davanti a un pubblico che voleva avere notizie sul referendum, sullo scontro tra il sì ed il no, ma in mattinata il guardasigilli era Bassano del Grappa e è stato anche l'occasione per, non solo per parlare del referendum, ma anche per parlare del Tribunale della Pedemontana. Prima il referendum sulla giustizia, poi, qualunque sia il risultato, il Tribunale della Pedemontana approderà in Parlamento per l'approvazione finale del pacchetto che gironzola da troppo tempo ormai nei palazzi romani. A confermare che il tema tornerà al primo posto dell'agenda politica è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Bassano per un evento sul referendum di domenica e lunedì. Il ministro non si è mai tirato indietro sul tema del Tribunale e, una volta incalzato dal sindaco Nicola Finco, ha confermato il suo impegno. E non solo il suo, a dire il vero. Finito questo momento concitato di cui parliamo subito, che riguarda il referendum, sicuramente riprenderemo in mano e talloneremo il Parlamento e quindi voi sapete che il governo ha fatto la sua parte, però lo porteremo sicuramente a compimento. Nordio ha raccontato come gli capita di spiegare il territorio fra Bassanese, Alta Padovana, Est Vicentino e Ovest della Marca a chi in questa zona non è mai venuto. Un racconto dall'alto di un'area che è il PIL di un piccolo Stato e che ha bisogno della giustizia di prossimità. Ci sono più industrie, più energie produttive, più mondo della finanza, più mondo dell'artigianato, più mondo della produzione di ricchezza, con un PIL che è un quinto di quello della Grecia. Allora, lasciar fuori la giustizia di prossimità di un territorio come quello, solo perché Bassano, magari a Roma, è un nome che dice poco o niente tranne il ponte, cioè è una follia. Il sindaco non può che essere soddisfatto per la risposta di Nordio, ma come ha ribadito anche il guardasigilli, ora va incalzato il Parlamento. E in Parlamento siedono i rappresentanti dei cittadini, eletti per portare a Roma gli interessi del territorio. Finco questo lo sottolinea, facendo intendere che più di qualcuno sarà tirato per la giacca nei prossimi giorni. Non siamo mai arrivati così vicini, insomma, in questi anni abbiamo sentito tante chiacchiere ma pochi fatti. Adesso siamo di fronte a un progetto di legge che è stato approvato in Consiglio dei Ministri, è iniziato l'iter in Commissione Giustizia della Camera, quindi adesso è solamente una questione di volontà politica, quindi chi rappresenta questo territorio si mette una mano sulla coscienza di una risposta chiara. Insomma, ora o mai più chiaro di così. Servizio di Ferdinando Garavello. Adesso vediamo l'annuale assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che è stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione dell'avvocatura vicentina e sulla situazione degli organici in tribunale. Luisa Bertini.
Un bilancio, quello tracciato dall'Ordine degli Avvocati durante l'assemblea annuale, che riguarda anche gli iscritti, numeri di una tendenza in negativo che si registra da qualche anno. Dagli oltre 2000 del 2020 siamo passati ai 1977 tra avvocati e praticanti. Per dare dei titoli in molti concorsi della pubblica amministrazione, il fatto che la professione non si è resa compatibile con i voleri delle giovani generazioni, e poi forse anche una riforma del sistema giudiziario che non è stata proprio così compresa dalle giovani generazioni. Tracciata anche una fotografia rispetto agli organici del Tribunale di Vicenza. Alcuni segnali positivi noi li stiamo avendo per quanto riguarda i magistrati, in particolare in procura, la pianta organica, cioè il numero di magistrati previsti è quasi completo, ne manca solo uno. Ce ne sono un po' meno, con scoperture anche importanti nel settore penale, e ci sono scoperture anche nel settore civile. Dove però noi continuiamo a lanciare il grido d'allarme, e lo continuiamo a fare in ogni occasione, è nel settore del personale amministrativo. Preoccupazione sulla carenza di personale, che rilancia un tema, quello del Tribunale di Bassano. Lo riteniamo una cura non efficace se si vogliono risolvere i problemi della giustizia. La prossimità non è un valore rispetto all'analisi e poi alla soluzione dei problemi del sistema giudiziario. Blitz dei carabinieri del NAS a Vicenza, chiusi 3 esercizi commerciali in zona stazione, sequestrati 50 kg di alimenti. 3 negozi etnici sono finiti nel mirino dei controlli dei carabinieri di Vicenza e del NAS di Padova. I militari nei giorni scorsi hanno concentrato le loro verifiche nella zona della stazione ferroviaria e di Campomarzo. Le ispezioni hanno interessato in totale una decina di esercizi commerciali, ma è stato in 3 di questi che è stata riscontrata una situazione che gli stessi militari hanno definito allarmante. Nelle 3 strutture sono emerse gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali ritenute pericolose per la salute pubblica. Gli alimenti in vendita erano totalmente privi della documentazione sulla loro tracciabilità e mancava anche la corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Per tutti e 3 i negozi è scattata quindi l'ordinanza di sospensione dell'attività, non solo per le carenze riscontrate, ma anche per l'assenza delle autorizzazioni all'esercizio della vendita. Sono stati sequestrati circa 50 kg di alimenti non tracciati, del valore complessivo di circa 2.000 euro. Per la merce è stato imposto l'obbligo di immediata distruzione e smaltimento. Ammontano a 9.000 euro le sanzioni amministrative irrogate ai titolari. Altre irregolarità, sempre relative al rispetto delle norme igienico-sanitarie e alle procedure di autocontrollo, sono state riscontrate in altri negozi della stessa zona di Vicenza. In questi casi sono state elevate solo delle sanzioni per un totale di 6.000 euro. Servizio di Mirko Cavallini. I lavori per l'alta velocità a Vicenza va verso l'abbattimento, l'albergo cittadino di Via Giordano. Gli ospiti sono stati trasferiti ed ospitati in base a soluzioni di accoglienza diffusa sul territorio. Risuona l'eco nelle stanze della storica sede dell'albergo cittadino di Via Giordano, adibito negli ultimi anni ad asilo notturno e destinato nei prossimi giorni ad essere abbattuto per fare spazio ai lavori per l'alta velocità. Svuotato, entro il 23 marzo tutto il materiale sarà spostato. Nuovi alloggi sono stati trovati per le persone che vi erano accolte, dando il via ad un modello che dagli hub passa all'accoglienza diffusa sul territorio. Strutture quindi non grandi come eravamo abituati, strutture per persone adulte, magari anche di stesso sesso, persone ovviamente, strutture che accolgono famiglie con minori, strutture che accolgono mamme con bambini, quindi delle strutture piccole che possono essere sia co-housing, co-housing LED, ma anche un centro residenziale appunto che ci consente di dare una risposta a persone che hanno le stesse identiche esigenze. Al 31 gennaio risultavano ospitate in media nell'asilo notturno di Via Giordano ancora 70 persone, mentre al centro residenziale di San Marco erano accolti 75 adulti e 25 minori.
numeri cui si aggiungevano gli adulti e i minori ospitati in vari appartamenti per un totale di 171 adulti e 53 minori. Ad oggi al centro residenziale di San Marco non c'è più alcun minore, in quella struttura resta garantita l'accoglienza a una media di 76 adulti, mentre tutti i bambini e i nuclei familiari sono stati accolti negli appartamenti presenti in diverse parti della città. Sta cambiando le richieste, non solo persone che hanno perso tutto e che non hanno neanche un reddito. Stiamo parlando che stiamo dando ospitalità anche a persone in cui hanno un loro stipendio, hanno un loro reddito, ma che non riescono a trovare una casa. La cronaca giudiziaria, il caso Resinovic, sarebbe Giacomo Molinari il nuovo indagato per frode processuale. Il preparatore anatomico era stato infatti querelato dal fratello della vittima, Liliana Resinovic, Sergio, per la vicenda della vertebra spezzata. Ricorderete che aveva detto probabilmente la vertebra si è spezzata perché ho spostato il cadavere troppo bruscamente. Sentiamo Laura Buccarella. Non si scioglie il giallo sul nuovo indagato per frode processuale nel caso Resinovic. Ieri Sebastiano Visintin aveva indicato a Open il nome del preparatore anatomico Giacomo Molinari, sul quale si erano subito focalizzate anche le ipotesi giornalistiche. Oggi il chiarimento al telefono con Tele4. Nell'intervista alla testata online, il marito di Liliana Resinovic, tuttora unico indagato per l'omicidio della 63enne, aveva espresso una sua supposizione. No, io ho messo insieme le cose perché ho detto Sergio lo ha denunciato e magari lui sarà stato messo in mezzo a questa storia, non lo so. Di certo, dopo la vicenda della vertebra rotta, Molinari era al centro dei sospetti come possibile nuovo indagato nel fascicolo parallelo per frode processuale. Si tratta del tecnico che l'11 gennaio 2022 partecipò all'esame autoptico sui resti della donna trovata morta il 5 gennaio dello stesso anno e che spontaneamente dichiarò di aver lesionato il cadavere durante le manovre preparatorie. Una versione poi smentita dalla superperizia e che oggi la procura sospetta possa essere stata un tentativo di inquinare le prove. Per quella vicenda Molinari era stato querelato per falso dal fratello di Liliana, Sergio Resinovic. Fino adesso quello che è venuto fuori sono solo chiacchiere, sono solo supposizioni, solo cose così che a me non interessano. A me interessano se ci sono prove, se ci sono elementi. La procura ha chiesto una terza proroga, altri 90 giorni, per analizzare gli indumenti della vittima e in particolare le tracce di zirconio trovate sulle sue scarpe. In merito al prolungamento delle indagini sulla morte della moglie, Sebastiano aggiunge: È vergognoso perché siamo nel quinto anno, capisci? Quinto anno bisogna avere anche un po' di rispetto verso la famiglia di Liliana, verso il marito, verso le persone che ci conoscevano, che ci sono vicine, capisci? Sebastiano Visintin, che è l'unico indagato per la morte della moglie. Ancora cronaca giudiziaria, l'omicidio di Mattia Caruso, ucciso dalla fidanzata nel settembre di 4 anni fa, secondo la Procura Generale di Venezia, che si è rivolta alla Corte di Cassazione. Il processo d'appello è da rifare. Processo d'appello da rifare con possibile revisione della condanna che aveva previsto per Valentina Boscaro uno sconto di pena di 3 anni rispetto alla prima sentenza in appello. Presentato dalla Procura Generale di Venezia ricorso in Cassazione contro questa riduzione, la donna era stata condannata il 30 ottobre scorso per l'omicidio volontario del fidanzato Mattia Caruso, ucciso con una coltellata al cuore nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2022 a Montegrotto Terme. Secondo la Procura Generale non dovevano essere riconosciute le attenuanti di un rapporto sbilanciato tra i due alla giovane mamma, che aveva ottenuto un ulteriore sconto di pena di 3 anni. Attualmente agli arresti domiciliari, una volta fissata la nuova udienza in Cassazione, per Valentina Boscaro sarà il quinto processo. La donna era stata condannata in primo grado a 24 anni dalla Corte d'Assise di Padova, condanna ridotta a 20 nel primo processo d'appello a Venezia, ulteriormente ridotta a 17 nell'appello rivisto. L'impugnazione della Procura Generale riguarderà la parte del procedimento relativa all'attenuante concessa alla donna. Servizio di Chiara Gagliani, andiamo in pubblicità, torniamo subito.
Tutti i giornali parlano della morte di Umberto Bossi, scomparso a 84 anni, vediamo uno dei tanti titoli, è morto Umberto Bossi, addio al senatur, fondatore della Lega, Matteo Salvini mi ha cambiato la vita. E adesso andiamo da Christian Arboit, nella sede della Lega di Villorba, perché vedo degli ospiti importanti. A te Christian. Siamo al K3, non serve aggiungere altro. K3 è listato a lutto in una giornata triste per la Lega. Qui due esponenti di primo piano, Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, e Giampaolo Gobbo, che certo non ha bisogno di nessun tipo di presentazione, che Bossi lo ha conosciuto da tutti i punti di vista. Quindi io, Gobbo, con lei vado subito al sodo. Le chiedo proprio un suo ricordo personale e anche un suo aneddoto personale. Sì, diciamo che per me Bossi ha insegnato moltissimo. Noi come Liga Veneta siamo stati i primi leghisti, diciamo, con Franco Locchetta, e poi dall'84, quando Umberto ha fatto la Lega Lombarda, abbiamo avuto, diciamo, la grande capacità di unire tutti i movimenti autonomisti e federalisti, e abbiamo fatto appunto nel 92 la Lega Nord. E questo è stato il risultato che poi ci ha portato a cercare il cambiamento dello Stato in Stato centralista in Stato federale, quello che purtroppo i cambiamenti in Italia non sono facili, quindi stiamo ancora aspettando. Avete fatto comunque la storia della Seconda Repubblica e anche dell'ultima parte della Prima Repubblica. Ma io credo proprio di sì, perché l'insegnamento della identità, l'insegnamento anche della storia veneta, ma soprattutto anche l'aver riportato il Veneto e il Nord a funzioni importanti, non solo dei nani politici e invece dei grandi, grande potenza economica, finalmente si è data una visione differente da quella che era precedentemente, ma soprattutto la coscienza di una identità di popoli e soprattutto di storia che è molto forte. Ricordo che la Serenissima Repubblica andava da Creta fino a Passo San Marco, che è praticamente nell'Alto Bergamasco, quindi questa è tutta storia, questa senz'altro. Storia politica, storia personale alle sue spalle. C'è una foto, una bella foto, sì. Insomma la vediamo, lei sì, con Umberto Bossi. Che anno era e cosa stava avvenendo? Era il 2000, eravamo a Venezia e ricordo che avevamo già negli anni precedenti, dal 94 in poi, le riunioni a Venezia. Nel 96 poi c'è stato il discorso della Padania, quindi Venezia per noi. Allora Umberto diceva che certamente Milano era la capitale economica, ma certamente la capitale culturale e identitaria del Nord era proprio Venezia, assolutamente, e quindi di questo praticamente lui aveva una stima enorme del Veneto, della sua storia, cioè della nostra storia, e devo dire che tutto sommato poi la prima regione che ha avuto la Lega come guida con Luca Zaia è stato proprio il Veneto nel 2010, e quindi questo credo sia anche un fiore all'occhiello, perché noi veneti abbiamo sempre potuto fare quello che abbiamo voluto, al di là, diciamo, della gestione di Bossi. Senta, Gobbo, proprio se dovesse utilizzare degli aggettivi per descrivere Umberto Bossi, proprio dal punto di vista personale. Ma un uomo del popolo, un vero uomo del popolo, con degli ideali e con un coraggio enorme, un grande uomo, un maestro di vita per me. Cosa le ha insegnato? Tantissimo, tantissimo. Stare dalla parte del popolo, della gente? Assolutamente, sembrava un burbero. A me mandava spesso a fare
e dopo non dico l'altra parola, ma diciamo che dalle 2, 3, 4 del mattino in poi bisognava essere sempre pronti, perché poteva succedere qualsiasi cosa, per cui eravamo veramente sempre pronti. L'ultima volta che vi siete sentiti, cosa vi siete visti? A parte a fine gennaio, ma ci siamo visti proprio con il segretario Coin, ci siamo visti a Natale, come ogni Natale, a parte il Covid, ma dopo ogni Natale io andavo a trovarlo. Adesso c'era in piedi anche il fatto di poterlo andare a trovare nei giorni di Pasqua, ma purtroppo non c'è più. Grazie Umberto. Grazie Giampaolo Gobbo, Dimitri Coin. Sono appunto ore di lutto per la Lega. Come vi muoverete? Avete listato a lutto le bandiere, alla K3 vi ritroverete per dei momenti di ricordo, di confronto, come vi muoverete? Beh, intanto è stata una notizia che ci ha sorpreso un po' tutti, perché se è vero comunque che era debilitato nel fisico, come diceva poco fa Paolo, abbiamo avuto l'occasione di andarlo a trovare durante le feste di Natale ed era assolutamente lucido e brillante come sempre, per cui tutto questo ci ha colti di sorpresa. Come prime cose, intanto doverosamente sono stati annullati tutti gli appuntamenti che c'erano in programma, compresi quelli per il referendum, e quindi rispettiamo questo evento della vita, per quanto tragico possa essere, ma è pur sempre un evento della vita, lo rispettiamo mettendoci proprio a lutto e fermando tutte le nostre attività. Grazie Dimitri Coin, grazie davvero Giampaolo Gobbo. Dal K3 è tutto per il momento. Direttore, con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. Grazie, un saluto a Coin e a Giampaolo Gobbo, che abbiamo visto commosso per la grande amicizia che lo legava al fondatore della Lega. Stasera gli ospiti di Focus: Fabiano Barbisan, Anna Maria Cisint, Monica Coin, Antonio Pappalardo, Francesco Pontelli, Simonetta Rubinato, Alessio Trentin e Marco Zecchinelli. È tutto per oggi, grazie, ci vediamo alle 21:20, grazie a Francesca Pezzo e a Tony Polla in regia. Buona giornata.